Un pubblico attento e numeroso ha seguito nell'11ª sala del Castello dei Doria la conferenza spettacolo dedicata ad Eleonora d'Arborea, la giudicessa regina che nel XIV secolo guidò il giudicato e che ancora oggi continua a essere simbolo di emancipazione femminile e identità collettiva. La giornata ha preso avvio con una suggestiva rievocazione medievale curata dal Comitato Quartiere Castello di Iglesias, con 50 figuranti in costume che hanno attraversato i vicoli del borgo conducendo il pubblico fino al cuore della manifestazione. Ad aprire e chiudere la serata sono stati due momenti artistici: le letture dell'attrice Marta Proietti Orzella dalle lettere di Eleonora e dai sonetti petrarcheschi, unite alla voce del soprano Ilaria Vanacore e al pianoforte Antonio Luciani, che hanno interpretato i celebri 3 sonetti del Petrarca, musicati da Liszt. Al centro il confronto storico-culturale. Lo studioso medievalista Mauro Sanna ha riportato ordine tra le fonti storiche, mostrando come il mito di Eleonora, lungi dall'essere scalfito, sia stato uno strumento attraverso cui i sardi hanno rafforzato nei secoli la propria identità e il legame con la terra. Il professor Alessandro Soddu, associato di storia medievale all'Università degli Studi di Sassari, ha tracciato invece il profilo di una tessitrice di pace, capace di condurre trattative delicate con la Corona d'Aragona e di consegnare alla storia la Carta dei Logu. Di sicuro tra le legislazioni più moderne del Medioevo, la giornalista e scrittrice Enza Plottino ha portato uno sguardo femminista, sottolineando la necessità di restituire voce alle donne escluse dalla narrazione storica e legando Eleonora al protagonismo femminile sardo. Maria Speranza Frassetto, assessora alla cultura del comune di Castelsardo. Oggi il borgo celebra Eleonora d'Arborea, prima una rievocazione storica, dopo un momento di studi e confronto anche con l'arte che parla di questa grande donna. Siamo felicissimi, non è la prima volta che organizziamo una manifestazione in onore di Eleonora d'Arborea. Abbiamo fatto anche altri eventi diciamo, che celebravano in generale il Medioevo, un altro evento su Eleonora e questo insomma, sarebbe la seconda volta durante i miei mandati amministrativi. Il motivo per cui voi, come tutti sanno, Eleonora si è sposata con il signore di Castelgenovese, Brancaleone Doria. Noi non la ricordiamo come la moglie del signore di Castelgenovese, ma la ricordiamo per il suo spessore, per la sua audacia, per le sue capacità, per la sua determinazione. Abbiamo voluto ripetere questo momento perché lei non è semplicemente una pagina di storia, lei è un esempio per tutte noi donne, che non dobbiamo aver paura di sfidare noi stessi, di affrontare le sfide più importanti e soprattutto dobbiamo sempre ricordarci che possiamo valere tanto e quindi dobbiamo farci rispettare e pretendere di avere le stesse opportunità, e non parlo solo a livello italiano, parlo a livello mondiale. Quindi il motivo diciamo, che ci ha spinto soprattutto a rivalutare ancora una volta, a celebrare questa figura proprio sta nella valenza di questo personaggio. E tra l'altro noi a Castelsardo abbiamo fatto nostra questa lezione e per la prima volta in questo mandato abbiamo una donna che dopo Eleonora è la prima che amministra questa comunità. Quindi siamo felicissimi di questa nuova celebrazione e insomma
ringraziamo la Casa Rosa e tutte le associazioni che si sono mosse assieme a loro perché questo evento potesse essere realizzabile, e pensiamo di continuare in questo percorso storico anche con dei convegni appositi e altre manifestazioni nei prossimi anni. Grazie. Maristella Casula, oggi Castelsardo omaggia Eleonora d'Arborea, giudicessa regina e simbolo di emancipazione femminile. Tutto questo grazie all'associazione culturale La Casa Rosa, con tutta una serie di partner che hanno reso possibile questa iniziativa. Sì, innanzitutto la manifestazione che celebra Eleonora d'Arborea qui al Castello di Doria è stata voluta in modo particolare dall'assessorato alla cultura e dalla sindaca del comune di Castelsardo. Non è la prima volta che noi veniamo qua, l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima iniziativa dal titolo Donne protagoniste del Medioevo sardo, è piaciuta tantissimo e quindi quest'anno riproponiamo invece un focus su Eleonora d'Arborea. Lo facciamo all'interno della 10ª rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, che quest'anno al suo interno accoglie 2 iniziative molto belle. Da una parte il Festival internazionale della lettura sociale diverso e dall'altra itinerari musicali dell'identità. Oggi un parterre d'eccezione, abbiamo accademici e poi dei grandi artisti che racconteranno quindi in forma parlata, in forma musicale questo grande personaggio. Sì, sono artisti di eccellenza, sono soci dell'Associazione Culturale La Casa Rosa, Antonio Luciani che vanta un'esperienza quarantennale non solo come docente ma soprattutto per la sua carriera concertistica. Ilaria Vanacore, che comunque ha esordito anche al teatro lirico, è una giovane promessa, sta avendo grandissimo successo e quindi diciamo che l'Associazione La Casa Rosa ha la finalità di valorizzare nuovi talenti. Nel caso della Vanacore è Marta Proietti Orzella, che con noi collabora da tantissimi anni, è un'attrice di teatro ma anche di cinema. Maria Lucia Tirotto, sindaca di Castelsardo, quanto è importante per il borgo celebrare Eleonora e farlo anche con l'associazione La Casa Rosa? Sicuramente è importantissimo, soprattutto in questo momento storico. Tra l'altro abbiamo già in passato fatto delle manifestazioni per celebrare Eleonora d'Arborea, questa figura così importante, emblematica per quanto riguarda la storia di Castelsardo, ma non solo, di tutta la Sardegna. Ma in questo momento storico preciso, diciamo che essendo anche in questo caso io rappresentante dell'ente del comune di Castelsardo, essendo donna, per la prima volta una donna appunto come sindaco nella città di Castelsardo, quindi assume, per quanto mi riguarda, almeno per gli altri non sarà così, un valore simbolico aggiuntivo e quindi importante. Oltre a questo però, che magari è un qualcosa che mi riguarda personalmente, ma neanche più di tanto, perché comunque la figura di Eleonora d'Arborea, oltre ad avere avuto una grandissima importanza dal punto di vista sicuramente militare, politico, ma è una figura che in quel periodo, nel Medioevo, ha portato avanti delle battaglie, soprattutto per i più deboli, ma anche ha rivalutato un po' quella che era la figura femminile, perché nel Medioevo pensare ad una donna al comando, insomma, è impensabile. Ancora oggi per alcuni è ancora così, bene o male le cose sono cambiate, però sicuramente è una figura importantissima che noi cerchiamo di rivalutare insieme poi ovviamente a tutto quello che è il contesto che c'è intorno, quindi non solo Eleonora d'Arborea ma la storia bellissima e secolare che ha la nostra città.